Questa volta i due sedicenti volontari di un'associazione che raccoglie fondi per sordomuti si allontanano dalla chiesa senza protestare, ma non è sempre così. A Venezia, Don Roberto Donadoni è parroco di San Moisè, San Salvadore e San Zaccaria e segue le chiese di San Zuliano e Santa Maria del Giglio e deve confrontarsi pressoché quotidianamente con questi truffatori. Entrano nelle chiese con un cartello in mano, fanno finta di essere dei sordomuti, chiedono i soldi e molte volte purtroppo nel momento in cui chiedono i soldi, quando la persona estrae il portafoglio, riescono anche, la derubano e portano via i soldi alla persona, soprattutto se si tratta di anziani. Il cosiddetto ritorno alla normalità post-Covid ha riportato in città anche quel corollario di personaggi che si muovono attorno agli enormi flussi turistici che attraversano il centro di Venezia. Venditori abusivi, borseggiatori, scatolettisti e anche i truffatori che si fingono sordomuti, sempre più invadenti, aggressivi e sicuri di sé anche quando vengono scoperti. Sono stati aggressivi anche nei miei confronti, facendo gesti indubbiamente attorno al collo e via di seguito, ma anche nei confronti dei turisti, cioè nel momento in cui il turista si accorge che è una truffa, allora tolgono via il portafoglio e diventano aggressivi nei confronti del turista perché non gli danno i soldi. Don Roberto, che oltre alle anime ora deve preoccuparsi anche di salvare il portafoglio dei fedeli, li ha fotografati e filmati più volte col cellulare e con le telecamere di videosorveglianza. Le forze dell'ordine intervengono, ma spesso hanno le mani legate. È difficile perché non ci sono leggi che ci tutelano di fronte a queste cose qua e non riusciamo di fatto a trovare, vengono mandati via per un giorno, 2 giorni, ma poi dopo rientrano ancora tali e quali e poi li cambiano continuamente perché avvengono anche delle ragazze, ci sono anche delle ragazze.